Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, quasi ci spiace ribadire un'ovvietà, ma visto che i giornaloni anche stamattina la rimuovono, addirittura la ribaltano, ci tocca ribadire una realtà sempre più clamorosa, e cioè quanto il grande gioco mondiale si svolga al tavolo di Donald Trump, con le regole di Donald Trump, e vada lentamente ma inesorabilmente nella direzione tratteggiata da Donald Trump. Sì, perché in queste ore sui gli scacchieri internazionali più caldi, purtroppo anche da un punto di vista bellico, si segnalano novità rilevanti e piani, prospettive che si inseriscono perfettamente nella visione che ha sempre mostrato, con le intemperanze linguistiche, con le fughe in avanti, con le modalità formali del personaggio, ma coerenti nella sostanza, che ha sempre mostrato Donald Trump. Partiamo ovviamente dalla super notizia in senso tecnico, giornalistico proprio, cioè il fatto che si terrà a breve un incontro a livello massimo possibile relativamente al dossier russo-ucraino, e cioè un incontro personale tra il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin. L'hanno confermato sia la parte russa che la parte americana, e i rispettivi staff stanno già lavorando alla data e ai dettagli operativi dell'incontro. Quindi questo da un lato dimostra che, per quanto accidentato, faticoso e anche ostacolato da un incaponimento irrazionale di Putin, ma comunque lo schema del perseguimento del deal, della pace attraverso la forza di Trump, era l'unico sul tavolo, non neanche il più efficace, l'unico credibile sul tavolo. Trump ha tra i suoi riferimenti storico-politici Theodore Roosevelt, non Franklin Delano, Theodore Roosevelt, grande presidente repubblicano di inizio Novecento, autore del famoso aforisma, che poi è tutta una postura di geopolitica: sii sempre sorridente con tutti, ma sventola sempre un nodoso bastone. Ebbene, dopo la fornitura del sistema antiaereo Patriot, dopo la fornitura di ulteriori mezzi e tecnologie militari statunitensi, dopo l'inasprimento delle sanzioni primarie e l'implementazione delle sanzioni secondarie iperdannose per la Russia, perché colpiscono chi commercia con essa, insomma, dopo aver sventolato il nodoso bastone, Trump ha stanato lo zar, che ha accettato di parlare col leader dell'Occidente a riferimento del mondo libero. È evidente che c'è anche della ciccia sul tavolo, non è un incontro meramente formale o non preparato, diciamo, da step di preaccordo, e quindi è evidente che sia soddisfacente o no il bilancio, questo lo vedremo, ma l'approccio corretto al pantano della guerra in Ucraina era quello di Donald Trump. Non ce n'è mai stato un alternativo. Oggi l'Europa, i leaderini europei, Bonaparte immaginari e i cancellieri tedeschi in vena di riarmo, insomma tutte quelle comparse lì, nel gioco globale contano zero, zero. C'è poi l'altro fronte incandescente, l'altra notizia di queste ore, che Benjamin Netanyahu ha sdoganato l'occupazione totale di Gaza da parte di Israele, con obiettivo eradicazione totale di Hamas, obiettivo che qualunque uomo libero e che dia un senso a quisquiglie come la dignità della persona non può che condividere, peraltro. Ma cosa è interessante, da un lato, che ovviamente Netanyahu non fa questo passo senza un beneplacito americano, e che ci sia un beneplacito di Trump, cioè che va nel senso dello schema trumpiano, sta in un dettaglio che non è tale, la vera notizia data da Netanyahu, che ha fatto filtrare come l'esercito israeliano non abbia nessuna intenzione di occupare Gaza in modo permanente, ma ne cederà il controllo a truppe arabe, detto da un leader israeliano. Se non fossimo tutti obnubilati da pseudo concetti ideologici come il genocidio, vedremo la notizia clamorosa. Israele si appresta a invadere Gaza, a farla finita con Hamas, cede nel controllo a truppe arabe che la porteranno nell'ottica
mostrata da Netanyahu verso un possibile buon governo, e una possibile pace, un possibile sviluppo, anzitutto per il popolo palestinese. Beh, ma questa è la linea pari pari di Donald Trump al dossier. Questo è frutto del lavorio diplomatico che ha fatto Trump nel suo recente tour presso le monarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, coinvolgendole, chiamandole a una responsabilità nella ricostruzione di Gaza e nella tutela del dramma degli sfollati, chiamandole a uscire dalla retorica, diciamo, no, sul dramma evidente dei civili palestinesi, ma chiamandole a svolgere un ruolo attivo. C'era tutto questo dietro la metafora sicuramente molto strong, diciamo molto semplicistica, molto trampiana di Gaza come la riviera, però c'era questo, c'era un possibile futuro di sviluppo garantito anche da una presenza araba. E Netanyahu questo ha detto, cioè sta implementando lo schema Trump. Tra l'altro, e qui emerge come probabilmente i due dossier sono uno solo, o si stanno saldando in uno solo, dove dovrebbe avvenire l'incontro comunque storico tra Donald Trump e Vladimir Putin, negli Emirati Arabi, o qualcuno dice in Arabia Saudita, comunque in una monarchia sunnita del Golfo. Capite che è evidente che c'è una saldatura dei dossier, e se Trump riesce in un capolavoro diplomatico di unire i focolai di crisi e condurli verso le soluzioni che lui ha sempre prospettato, diciamo, facendo del Medio Oriente un baricentro diplomatico, e non solo quindi di fatto sdoganando l'ingresso dell'Arabia Saudita negli accordi di Abramo, ma proprio facendo del Medio Oriente il focus di una restaurazione, di un restyling, scusate, diplomatico globale, capite che saremo addirittura di fronte a un capolavoro. In ogni caso, la partita globale è sempre più al tavolo del mazziere, e il mazziere, piaccia o no a loro signori, si chiama Donald Trump.